treni potranno seguire i variazioni o cancellazioni per uno sciopero del personale di Trenitalia Regione Veneto. Venerdì nero per i trasporti su rotaia in Veneto per lo sciopero del personale Trenitalia indetto dalle 9 alle 17 da CGIL con CISL, UIL e UGL. L'agitazione interessa circa 2.500 lavoratori regionali di Trenitalia che oggi hanno presidiato alcune stazioni con volantinaggio per spiegare all'utenza le ragioni della mobilitazione. A risentire maggiormente delle cancellazioni sono stati i pendolari e i turisti diretti a Venezia, Sacile e Vicenza. Trenitalia ha provveduto in molti casi a delle sostituzioni con degli autobus, nonostante tutto sono diversi i turisti arrabbiati per la carente informazione al riguardo. Io non capisco bene che succede che non può andare a Venezia, c'è un treno. Un disagio pazzesco perché non c'è personale disponibile per dare informazioni e non c'è chiarezza su trasporti garantiti o meno. Le scritte sono ambigue, saltano, cambiano, quindi disorientamento. Lo sciopero ha preso in contropiede diversi viaggiatori. Sì, non me lo aspettavo assolutamente. Purtroppo devo prendere il Frecciarossa a Mestre che è all'1:30 e il mio treno regionale è stato cancellato, quindi se mi cancellano anche quello dopo sono spacciata. C'è poca informazione però al riguardo. Assolutamente nessuna. Migliori condizioni di lavoro, migliore servizio per gli utenti dei treni. Lo sciopero di 8 ore è stato indetto per protestare contro il nuovo corso intrapreso da Trenitalia nella gestione del personale, spiega Renzo Varagnolo, segretario generale della Filt CGIL del Veneto. Le ferrovie annunciano a livello nazionale migliaia di assunzioni e poi nel Veneto da anni assumono giovani lavoratori interinali che durano molti mesi senza nessuna garanzia di continuità lavorativa. In condizioni lavorative molto pesanti rispetto ai turni e ai carichi di lavoro, soprattutto nel settore della vendita, dell'assistenza all'utenza e del commerciale. Inoltre molti interinali sono stati inseriti nei servizi a bordo dei treni.